Con una Roma sempre più affamata di grano e di conquiste, ci siamo sempre più spinti a oriente. Con la prima campagna d'Egitto abbiamo attraversato il deserto, conquistando città dopo città ed arrivando ad Alessandria, ultima meraviglia di questo mondo. Oggi il Senato ha dato ordine di iniziare la seconda campagna d'Egitto. Risaliremo il fiume Nilo fin da sud per arrivare ai territori giudaici e ci prenderemo anche le città costiere. Il nostro esercito è già schierato, pronto per l'invasione. Attaccheremo anche da nord, superando le montagne dell'Asia Minore per colpire le città sulla costa. Per la gloria di Roma, dei suoi senatori, dei suoi legionari, dei suoi cittadini, abbiamo costruito tutto questo ed è ora di prenderci il ruolo che ci spetta di potenza egemone nel Mediterraneo. Io sono Lord Perso, vostro oratore della storia di Roma. E signori, finalmente benvenuti all'inizio della seconda campagna d'Egitto. Vediamo se andrà tutto secondo i nostri calcoli, secondo le nostre macchinazioni. Avete votato di attaccare l'Egitto in separata sede con Pergamon, quindi provocheremo la guerra in Cappadocia per trascinare nell'oblio del conflitto il nostro amatissimo Egitto, nonché fonte di grano per la nostra repubblica. Stavo per dire impero, ma non lo siamo ancora. Per la nostra repubblica, che ha bisogno del suo grano, del suo sostentamento per poter procedere e andare avanti. Ora ragazzi, ormai il turno è finito, non rimane altro che andare a vedere nella città di Petra come sono messi. Tra l'altro deve esserci un caldo torrenziale, perché vedo qua una piccola sfocatura. E poi ce ne torniamo zitti zitti quatti quatti con la nostra spia, perché tanto non ci serve mantenerla in questa zona. Più o meno sappiamo cosa ci attende in questa zona dai gameplay precedenti, e io direi ragazzi che possiamo terminare il turno. Non c'è altro da fare. Qui abbiamo ben 3 legioni, tutte e 3 ammalate, tra l'altro, porca miseria, pronte ad attaccare le coste di Efesus, Side, Iconium, e poi magari a spostarsi in questa zona. Vedremo. Nel frattempo terminiamo il turno e andiamo avanti. Speriamo che a nord non ci riservino sorprese. Allora, andremo sul focus militare o civile? Io sto facendo, mi sembra, qualcosa a livello civile. Solo che adesso io devo scegliere ora. Chi si ricorda cosa stavo facendo? Mi sembra civile. Scegliamo il civile. Vabbè, i soliti disordini per la Repubblica. Sì, stavo facendo il civile, perfetto. Ma va bene così. E ora ragazzi, pronti per far partire le polveri. Assolutamente. Allora, occupiamoci delle zone un po' più remote e poi andiamo verso il succo della puntata. Guardate qua che bell'aggregato di belle genti che c'è. Porca la miseriaccia. Si sono presi questa città a nord. Ah, c'è questa fazione ancora. Andiamo su allora a questo punto a vedere. Guardate qua. Si stanno dando battaglia, devo dire che si stanno proprio guerreggiando fra di loro, e questo sicuramente ci aiuta. Tra l'altro a Coria possiamo sviluppare, espandere la città, ottimo. Questo è positivo. Ok, a sto turno ci siamo beccati poco.
in termini di grano, però va bene così. Al largo c'è ancora la flotta, tra l'altro in una condizione di disagio. Guardate quant'è la nostra espansione di questa della Classis seconda. Guardate ragazzi, mamma mia, mostruosa, ci dà una gittata pazzesca. Allora ragazzi, vediamo se appunto va tutto come doveva andare. Attaccheremo la Cappadocia, alleato diretto degli egiziani. Dichiareremo guerra, non chiederemo aiuto ai nostri alleati. Poi se ce la vogliono dare, perché no? E noi attacchiamo la Cappadocia e i loro alleati, cioè l'Egitto. Perfetto, entra l'Egitto in guerra ragazzi e è stata data ufficialmente il via alla seconda campagna in Egitto. Ah, le macchinazioni. Che bella cosa. Vediamo un po'. Ok. Allora, qui abbiamo l'orgoglio di Sekhmet, un generale egiziano, ma io mi sa che, se ricordo bene, a meno che non siano andati a sud gli eserciti, dovrebbero esserci anche qua. Andiamo avanti. Subito. Subito signori, subito così lo scontro. Allora porteremo le nostre 2 legioni contro questi. Sono tra l'altro molto molto simili queste 2 legioni. Sì. Sì. E niente, iniziamo allora il primo scontro contro gli artigli della Sfinge. Scappano. Ecco qui un altro esercito. Me lo aspettavo. Adesso dobbiamo inseguirli prima che si riuniscano. Allora portiamo questo esercito qua. Vediamo se riesco. Ok, qua. Così li dividiamo. E con l'altro li andiamo a cacciare mentre sono in fuga sull'altopiano. Va bene signori. Allora ci dà completamente vittoriosi. Non so neanche se giocarmela, a dire la verità, perché la percentuale è veramente altissima. 88 mi sembra un po'... mi sembra un po' troppo, onestamente, un po' troppo poco l'88% di vittoria. Con sto po' di generale, con sto po' di truppe, mi sembra un po' poco. Allora io direi che questa ce l'andiamo a giocare, perché secondo me, allora loro hanno, vabbè, hanno delle truppe molto forti, perché hanno la guardia reale ellenica. Sono molto forti queste truppe. Anche queste non sono male. A cavalleria secondo me non sono messi benissimo. Poi hanno il tiro che fa schifo. Ecco, questa forse è l'unica di cavalleria veramente forte. Ma sì, io l'andrei a giocare, dai ragazzi. Andiamo a giocare. Vediamo un po' di che pasta è fatto questo Egitto. Ok. Allora, attacchiamo con l'asciutto e va bene. Iniziamo lo schieramento. Ok, i nostri avversari sono di fronte a noi dopo una fuga. Ah, sono picche queste. Sono picche, pensavo fossero lance. Ok, quindi le dobbiamo massacrare con il tiro. Questi sono ancora picche. Spade, spade, picche. Ok. Allora, la strategia di Roma sarà quella di conservare il tiro proprio per le picche a questo punto. Quindi cerchiamo di giocarcela un po' più intelligentemente. Teoricamente i rinforzi dovrebbero arrivare da dietro di noi. Quindi dovremmo agire in tal senso. Nel senso che dovremmo aspettare i nostri rifornimenti. Secondo me così potrebbe andare come iniziale gruppo. Poi vedremo un attimo. Allora, creiamo gruppo di selezione. No, gruppo di formazione di gruppo. E qua invece un gruppo di selezione. E ce ne stiamo belli in attesa che arrivino i nostri alleati da qualche parte qua. Eccoli qua. Eccoli qui che stanno fuoriuscendo, perfetto.
E ce ne stiamo qui in attesa. Belli, belli, tranquilli. Ok, guardate che sono comparsi delle unità qua. Loro si stanno spostando ma rimangono fermi, perfetto. Eccoli qua. Allora, portiamo tutti in avanti. E ora va riassemblato tutto in un'unica legione. Un unico gruppo di uomini, un unico blocco. Quindi perfetto, signori, direi che la formazione l'abbiamo fatta. Non è perfettamente simmetrica, ma va bene così. Prendiamo tutto questo gruppo, lo spostiamo, gli diamo una formazione compatta e si avanza. E si avanza, signori. Ah, quanto sarebbe bello se le unità in gioco fossero sempre così tante. Sarebbe un macello. Però sarebbe veramente fighissimo. Allora, iniziamo subito l'aggiramento per mettere in difficoltà l'avversario. Iniziamo a espanderci sui lati. Mamma mia la potenza di Roma. Mamma mia, ma la vedete? Ma la vedete, signori? Guardate, guardate la differenza. Questi adesso ce li mangiamo a colazione. Allora, attacchiamo da questo lato, perché la cavalleria mi sembra leggermente più isolata. Leggermente. Ok. Loro iniziano a scomporsi piano piano. La paura arriva nei loro cuori. Ah, qua arcieri vedo solo questi. Quindi secondo me qualche tiro lo possiamo fare. C'è un attacchino. Vediamo loro cosa hanno intenzione di fare. Ok, ci vengono addosso. E noi, signori, attacchiamo con tutta la nostra potenza. 1 contro 5, mamma mia. Seguiti anche dal generale. Impatto. La carica. Attenzione dall'altro lato. Sembra abbiano lasciati isolati. Lo scontro, signori. Allora, tiriamoli fuori questi. Ok, stanno per scappare, ma cosa fanno? Attenzione. Sì, stanno per scappare, maciullati. Vabbè, 5 contro 1, ragazzi. Massacrati. Scappano. Attenzione, ci tirano le frecce. Ok, andiamo via. Attenzione. Sparpagliamoci. Apriamoci il più possibile. Quella che gittata, eh. Una bella gittatona. Allora, spostiamoci. Andiamo proprio via, in modo tale che loro si dividano. Ok, adesso che si sono divisi da quel lato, attacchiamo da questo. Ah, forse ci inseguono anche, quindi siamo fortunati. Forse se ci inseguono è ancora meglio. Tra l'altro hanno 2 spadaccini e 3 di arcieri, quindi potremmo benissimo dargli da filo da torcere. Intanto seguiamo il lato sinistro nostro. Attenzione, attenzione, questi cosa sono? Oh, ok, a cavallo. Guerrieri. E via, ragazzi, ancora un 1 contro 4 questo giro. Possiamo fargli del danno. Ok, loro mi sembra siano messi non benissimo. Avanziamo con tutto l'esercito. Si stanno separando un po' a sinistra e un po' a destra. Dentro la foresta dovremmo essere coperti dal tiro. Ok, si allontanano. Ok, usciamo da questa zona e mettiamoci in una zona più al sicuro. Perché tutti però, dove cacchio vai? Tornate indietro, ragazzi. Mettetevi in questo boschetto. Ok, qua si sono ritirati. E adesso l'attacco frontale, signori. L'attacco frontale. Spostiamo avanti ancora l'armata. Vabbè, signori. Guardate la potenza di Roma che avanza. Mamma mia, guardate, guardate che belli. Mamma mia. Ma guardateli, guardateli, signori, guardateli. Mamma mia, tutta un'altra roba. Tutta un'altra roba. Tutta un'altra roba. Attenzione, la cavalleria esce. E via, dritti, dritti per dritti. Dritti per dritti. Formazione di Cuneo. Li facciamo fuori completamente. Avanziamo leggermente. Ok, ci tirano.
Noi ci giriamo leggermente, che se non è proprio la mossa più saggia, però va bene, lo facciamo. Qua ci richiedono lo scontro corpo a corpo e noi andiamo dentro. Non voglio fare la cuneo. Ok. Ci stiamo prendendo qualche tiro di freccia, ma questi li metteremo, anzi no, li facciamo avanzare tutti e basta. E via, dritti, 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 dritti. Dai, forza. Avanziamo, li schiacciamo da un lato. Ok. Qua, combattimento a parte per la cavalleria, cioè come dovrebbe essere. Ok. Perfetto, ancora danni alla loro cavalleria che è scossa. Perfetto. Non andate troppo oltre a inseguirli. Non andate troppo oltre. Non andate troppo oltre. Prendiamo questi. Questi sì. Attenzione a questi perché sono pericolosi. Vai. Primo giro. Primo giro. Avanzare. Avanzare. Anzi non loro, ma loro. Avanzare. Dov'è tutto il resto della cavalleria? Qua, non andate in fuga per favore. Avanzare. Attenzione la cavalleria. Togliamoci da qua. E andiamo a prendere questi. Ok. Questi gli diamo però il tiro e li mettiamo qua. Avanzare. Ok, qua abbiamo degli eroi che vogliono fare i fenomeni. Gliela facciamo passare subito. Corti, avanzare. Chi ha finito il tiro devono avanzare. Loro devono arretrare. Attenzione. Scontro tra le corti. Va bene, ok. Allora a questo punto ve la siete cercata qua. Cavalleria. Shock, pronti. E si va signori. E si va. Allora tu vieni di qua, superi la zona. E tu vai avanti, vai andata avanti. Forza. Ingaggiate il generale. Qua ci dovrebbe essere una strage, o almeno me lo auguro. Portiamo avanti il tiro. Attiviamo le frecce e li spostiamo da questo lato. Ok, qui c'è stato lo scontro, perfetto, l'abbiamo anche vinto. Portiamoli di qua questa cavalleria e andiamo a prendere gli arcieri dal dietro. Qui ragazzi dovete superarli e fare un bel panino. Forza. Questi qua e devono tirare su questi. Ok, adesso potete attaccarli. Ok. Gli altri li teniamo qua dietro. Iniziamo ad avanzare con questi. E iniziamo a chiudere tutti i cerchi. Allora, forza. Perché questi sono finiti qua in mezzo? Maledetti a loro. Uscite. 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 Va, dove si sono infilati questi? Ma porca miseria. Ok. Qua ci prendiamo un po' di danno, va bene così. Ok, qua abbiamo fatto. Quindi andiamo a chiudere adesso il supporto. E anche qua. Fate il giro. Ok. Che si occupino loro di questi. Cavalleria sugli arcieri. Perché non mi prendono i comandi? Porca la miseriaccia. Qua. Ok. Perfetto. Voi tirate oltre. Ok. Questi si sono defilati, va mica bene. Andiamo, forza, a attaccarli. Voi attaccate questi.
Niente, questi non riescono a uscire dall'impantanamento. Ok, perfetto, colpiteli. Cavalleria qua che fa una strage. Forza, continuate a pushare. Cavalleria passa dentro come se fosse burro. Sì, però in schermaglia, grazie. Anche voi in schermaglia contro questi. Poi giratevi. Ragazzi, non ce n'è più per nessuno. Voi andate contro di questi. Anzi, contro questi. Tirate. Un casino, ragazzi, un casino. Continuate a fare fuoco. Dai, ragazzi, non avete ancora tirato giù questi. Forza. Dai, ripieghiamo. Andiamo in profondità. Tutti al centro. Forza. Ok, stanno collassando piano piano. Altri che collassano. Continuate a fare danno. Vabbè, signori. Questi che tentano di prenderci dal dietro, ma adesso ci spostiamo. Dai, spira. Raduna. Secondo fiato. Vai, tutto, tutto, tutto. Collassano. Attenzione, collassano tutti. Questi benissimo, che era questa la tattica che volevo fare all'inizio. Forza, andate a prenderli. Questi hanno già esaurito tutte le munizioni. Dov'è che sono? Sì, ricordo che li inseguono. Ok, va bene. Ok, allora un casino, ragazzi, un casino. Andiamo a fare danni. Andiamo sul generale con le truppe. Ok, sono collassate anche queste. Ok, sono collassate tutte. Ma rimane solo l'unità del generale in piedi e quest'altra unità qua. Questi sono andati, perfetto. Scagliatevi su questi. Voi, escluso la cavalleria, invece andate tutti su questo. Non abbiamo più usato questi di unità. Ok. Colpiti dalle frecce. Spostiatevi, spostatevi. Ok, perfetto. Distrutti. Andate a prendere questi. Voi vi ricompattate e andate a prendere questi qua. Generale completamente distrutto avversario. Mamma mia. Una grande vittoria gloriosa per Roma. Signori, signori, signori. E terminiamo la battaglia. Non sto neanche lì a troppo combatterla. Mamma mia. E voilà, terminiamo allora. Terminiamola sta battaglia, signori. Perdite 348. Loro non ve lo dico neanche. Praticamente 10 volte tanto. Li abbiamo asfaltati completamente. Signori, 2 legioni contro un esercito nemico. Non c'è niente da fare. Devastati, signore. Devastati. Mamma mia, resiste solo il generale. Mamma mia. Allora, io direi che i prigionieri li andiamo a trucidare. E voilà. E cade il primo esercito avversario contro la potenza di Roma. E cade. Ora abbiamo sempre l'Egitto. A proposito, ragazzi, prima di continuare la campagna, adesso che abbiamo dichiarato guerra all'Egitto, riusciamo a portarci Kush dalla nostra parte? Almeno un patto di non aggressione. Ah, vedi? E se ti chiedo di commerciare, scusa. Non me lo fai? No, non possiamo. Ok, allora facciamo un patto di non aggressione. Me lo rifiuti. Allora, faccio un patto di non aggressione e ti pago 1 hour later. 3003. Ok, hanno accettato. Ce li siamo portati dalla nostra. Ok, in modo tale da dire non scendiamo più giù dal Nilo. Però non ricercheremo la sorgente del Nilo. Però voi non venite da noi a romperci le scatole. Quindi direi che è un'ottima cosa. Allora, adesso ragazzi c'è solo dare fuoco alle polveri. Fatemi vedere la legione messa meglio. Mi sembra la 7ª Concordialis, perché la legione prima italica ha subito un po' di danni sulla cavalleria. Niente di che, però
Magari in prima fila ci mettiamo la 7ª Concordialis. E signori, sono 2 eserciti ovviamente contro 2 legioni. Abbiamo circa 5.000 uomini dalla nostra e loro ne hanno un po' di più in realtà di 5.000, ne hanno 5.200. Però ci siamo. Ora gli infami si nascondono in città. Hanno degli arcieri molto potenti. Questa io la voglio giocare, ragazzi, assolutamente. Hanno degli arcieri molto potenti. Hanno anche delle truppe molto potenti qua nell'esercito di guarnigione. Cioè, perlomeno a vederle così sembrano abbastanza messe bene. Hanno addirittura della cavalleria. E anche il loro esercito non è messo così male. Io a questo punto immagino che questi siano delle picche. Però l'esercito loro non è proprio bellissimo. Io ho 2 generali che lascia fare. La cavalleria non è al top, ma sono comunque superiori rispetto a loro. Quindi io direi che questa ce la giocheremo, ma nel prossimo gameplay. Nel prossimo gameplay che ci sarà. Diciamo che è partita la campagna, l'attacco l'abbiamo fatto qua. Vediamo com'è divisa. La pace qui l'abbiamo fatta, che è la cosa più importante. Quindi questa la lasciamo per il prossimo gameplay. Qui in realtà io avevo lasciato delle truppe sul territorio, ma in realtà si potrebbe già andare a attaccarle. Anche qua in realtà la difesa non ci interessa da averla. Io porterei queste truppe al di là, no, al di là del confine no. Le portiamo qua nella strada di mezzo e gli facciamo fare un bel fortifica. Guardate la gittata della 5ª Liberatrix, ragazzi. Una roba spaventosa. E anche loro li portiamo in supporto, perché l'idea è che queste 2, con la pacificazione di Kush, non abbiamo bisogno di proteggerci dal basso, ma risaliremo con queste 2. E queste al massimo in supporto. Tipo la 5ª Liberatrix potrebbe sicuramente andare in supporto. Tra l'altro, vabbè, il fatto che abbiamo l'artiglieria non ha senso che abbiamo questa gittata così enorme con l'artiglieria dietro. Però vabbè. Mentre invece queste 2, nel caso la campagna a sud fosse terminata in maniera abbastanza veloce, potrebbero già andare verso Gerusalemme o verso Petra addirittura e andare a rompere le scatole. Magari la Batene non lo facciamo subitissimo, dovremmo prendere Gerusalemme e poi Tiros. Però questo è. Intanto una cosa che voglio fare è proprio andare a rompere le scatole a questa marina e andare a utilizzare la marina, come i consoli mi avevano suggerito, per andare a rompere le scatole alle città costiere, in particolare Salamis, Antiochia e Side. Loro ovviamente rifuggono nel loro mare, ma non hanno capito una mazza. Allora andiamo all'inseguimento. Vediamo se li becchiamo da qualche parte. Che ho paura che a entrare qua. Wow, però questi ci hanno veramente una gittata mostruosa. Fatemi vedere dove sono i nemici. Dove vi siete nascosti, maledetti? Dove vi siete nascosti? Li abbiamo persi. Questi hanno terminato il loro giro. Dove sono finiti secondo voi? Proviamo di qua. No. Quindi sono andati a nord. Allora portiamo niente. Allora li teniamo purtroppo l'abbiamo persa. Conoscono bene i mari e si sono dispersi in giro. Manteniamo comunque la flotta qua in modo tale che da evitare che vada a prenderci, vada a disturbarci ad Alessandria. Ottimo. Ad Alessandria tra l'altro potrei fare le fontane. Vediamo cosa ci conviene. Reintegro delle unità. Va bene, dai, ci facciamo le latrine, che qua comunque è una buona zona di reintegro ancora, il nostro territorio. Poi andiamo a sud, scusate, a nord
Perché qui adesso dobbiamo metterci in modalità di attacco. Qui effettivamente la legione non ha ragion d'essere, perché sembrerebbe che i nostri Pergamon non ci attacchi. Speriamo. Speriamo. Vedremo nel prossimo turno. Intanto spostiamo la nostra spia, che intercederà in questa zona per farci vedere un po' com'è la situa. Intanto io direi che almeno Usti, wow. Wow, che danni alle mie legioni, signori. Wow. Allora, devo metterci un freno. Loro sicuramente possono partire. Loro sicuramente partono. Le altre due legioni è un bel macello. Quindi io direi a questo punto le fondiamo alcune e cerchiamo di... Wow, questo è un bel danno. Allora, vabbè, questi fusi vanno bene, perché qua io poi ci metterei la cavalleria. Ah, che non ho... Ah, non ho la cavalleria. Che strano però sta roba. Scusate, non posso prendere cavalleria. No, qua sì. Perché questi no? Ah no, qua, ok. Ma non abbastanza fondi, certo. Ah, peccato. Partiamo un po' in svantaggio. Peccato. Peccato. Mamma mia, però quanto danno. Non mi aspettavo un danno così alto, eh. Allora, vabbè, partiamo solo con la prima a questo punto. La facciamo girare di qua, dai. La facciamo girare di qua e cercheremo supporto, se riusciamo. Non lo so. Della flotta, ma la flotta non credo riesca ad arrivare in questa zona. Wow, ragazzi. A meno che... Cosa posso fare? Allora, se avanza con tutte e due... non mi conviene, perché secondo me... Allora, io sarei più per unire le due e lasciare indietro una di queste che recupera poi successivamente. Però wow, non mi aspettavo una cosa del genere, onestamente. Allora, facciamo così. Non è il massimo, però va bene. Ok, almeno queste sono integre. Onestamente non me l'aspettavo. Vediamo se queste le posso fondere. Ok. Ok, abbiamo perso un po' di truppe, però d'altronde che devo fare? Ok, questa più o meno ci siamo. Questa adesso cerchiamo di fonderla. Anche questa la facciamo rimpicciolire un po'. Così. Ok, queste non posso, queste sono già così, le mettiamo così. Ok, il resto basta. Ok, allora niente. Allora, vediamo. Scusate, questa è la Martia. Ok, allora, la Martia è quella che deve prendere più truppe, deve prendersi le truppe, quindi... Allora, gli diamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha un po' meno tiro, allora gli togliamo questi che sono danneggiati e facciamo così. Gli imprevisti capitano, ragazzi. Imprevisti capitano. Ok, loro se ne tornano indietro e vanno a curarsi in città, sperando di non portare la peste anche in città. E loro avanzano a questo punto. Avanzano, anzi, allora, se loro avanzano in questo modo, a questo punto magari mando anche loro di qua. Adesso vediamo. Vedremo il prossimo giro. Peccato qua, un notevole danno per le nostre armate. Posso rifarmi uno di questi e lo facciamo.
Oppure aspettiamo. No, no, ma facciamolo, non aspettiamo. Peccato, peccato. Già partiamo con un intoppo. Partiamo già con un intoppo. Va bene, signori. Allora, io direi che nella prossima puntata partiamo con l'attacco a Diospolis, la presa di Diospolis. E magari anche Myrsoromors. Vediamo, vediamo. Così togliamo anche questa zona di commercio al nemico. E poi dovremmo difenderci anche dalle eventuali città egiziane che sappiamo che esistono dall'altro lato, che potrebbero darci qualche problematica. Grazie per essere rimasti con me e noi ci vediamo a una prossima puntata. Dai Roma, dai, mi raccomando raga, mi piace e commentate qua sotto. Alla prossima.